Consiglieri regionali di centrodestra fedeli a Berlusconi a Padova fanno rinascere Forza Italia, ma è sfida per il coordinatore regionale. Buon pomeriggio dal telegiornale del Veneto. La politica in apertura a Padova 3 settimane fa, il raduno con Angelino Alfano e con gli allora futuri esponenti del nuovo centrodestra. Ieri, ancora nella città del Santo, il debutto del neonato gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. Un evento che ha richiamato una folla di fedeli al Cavaliere. Resta aperta la partita per la scelta del coordinatore regionale. Vediamo. Bella sta musica, Colonna sonora di apertura. Pavarotti con la popolare canzone Voglio vivere così. Cantante dal vivo per l'inno di Mameli e nell'affollata sala tutti in piedi. E registrato il ripescato inno di Forza Italia. Ma dove era in soffitta con la bandiera? No, è stata stampata ex novo. Perciò è tutta una nuova Forza Italia. Direi di sì perché c'è stata troppa burocrazia finora nel PDL. Occasione dell'incontro la presentazione del neogruppo in Consiglio regionale di Forza Italia. Leo Padrin, Remo Sernagiotto, Davide Bendinelli. Assente giustificato Mauro Mainardi, ma c'è Moreno Teso, consigliere regionale ancora PDL, pronto a passare a Forza Italia. Il raduno in un hotel alla periferia di Padova richiama tanta gente, berlusconiani della prima ora e altri che sono qui a vedere che succederà, come il sindaco di Abano, Luca Claudio, già enne destre civiche. Galan, impegnato a Roma, non si fa vedere, ma c'è il senatore padovano Marco Marin, accreditato tra i possibili coordinatori regionali della rinata Forza Italia. Padrin si liscia la barbetta e spiega. Hanno un ruolo le idee, per cui Forza Italia deve essere un luogo libero, non può essere un funzionariato di partito. Ma Berlusconi a lei poi non piace così tanto? Berlusconi è l'unico leader degli ultimi 20 anni, se ne facciano un problema quelli che potevano diventare e non lo sono diventati.